Mercato risponde. Allora, siamo forse in onda, ma io non mi vedo, quindi non so se Eccomi, qualcuno mi dice se siamo in onda, Natalia, io ci perché non vedo. sono, io no, siamo Anch'io, in onda. anch'io, ma non vedo il video, quindi non so perché. Vabbè, Perché se hai spento l'audio. no, 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 assolutamente. Vabbè, comunque, Max, allora te se ti vedi, presenta tu la puntata di oggi. Bene, allora, ma presento io, nel senso che non è che tanto ho già fatto il presentatore, quindi vabbè, a parte tutto, buonasera a tutti che ci ascoltate, questa sera sono giorni frenetici, ovviamente, come sempre, perché la nostra professione è questa, bisogna sempre stare sul chi va là, cioè chi vuol fare questa professione in modo serio, Mm. purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, non può mai permettersi un momento di pausa, perché chi si ferma è perduto, quindi oggi siamo qua collegati su due fronti. L'avvocato Collovati aveva detto che veniva in studio da me, invece non è venuta. Comunque, vabbè, insomma, siamo collegati su due canali diversi, ma riusciamo lo stesso a fare la trasmissione come sempre. E noi, l'avvocato Collovati, la vediamo, ma lei non si vede, ma noi ti vediamo in diretta, Avrà, quindi non lo so, se la va bene, Natalia uguale, mi uguale. dice come Avrai, mai. avrai, avrai, ma noi ti vediamo, comunque io ti vedo sul È monitor brutto e non vedersi, vabbè, comunque vedo uno schermo bianco che non è niente, vabbè, fa ma niente, avrai dai. schiacciato qualche bottone che dovete No, sapere che Avvocato Collovati con la tecnologia non va molto d'accordo. non è Quindi, vero, non è affatto così, anzi, la telecamera c'è, però vabbè, ragazzi, fa vabbè, niente. dai, Comunque no, io vedrai ci che poi quella tengo. pausa lo sistemi, Infatti ovviamente. chiedo a Natalia poi se mi può dare un aiuto. Allora, io infatti vorrei far parlare te, ma perché tu lo sai, Massimo, io è bene che i Sì. radioascoltatori lo sappiano. Io sono un po' delusa perché negli ultimi tempi, no, beh, tu ridi, ma io tra l'altro lo dico tranquillamente, non c'è nessun problema. Io sono 10 anni che faccio questo programma, grazie a chiaramente Radio Libertà, che prima si chiamava in un altro modo, quindi eccetera, eccetera. Non stiamo a raccontare la storia, un programma che è sempre andato molto forte, io penso che sia molto utile. Sicuramente negli anni abbiamo veramente, come dico io, dato tante risposte, salvato tante vite in senso economico, in senso, cioè perché veramente abbiamo dato anche delle, come dire, comunicazioni di importanti ricorsi che facevamo in passato, che tuttora facciamo dal punto di vista nazionale. Mi dispiace che non ci sia, la trasmissione si è sempre basata su telefonate, su, come dire, partecipazione del pubblico, che è quello che noi vorremmo, che abbiamo sempre richiesto. Ecco, mi faccio seria, ma veramente poi ovvio non costringo le persone ad ascoltarci o a chiamarci, però lo diciamo sempre io e l'avvocato Leonardi, sarebbe gradito che diciamo poteste chiamare anche non facendo il vostro nome, anche magari parlando in terza persona, ma appunto ci raccontaste i vostri casi, perché abbiamo già visto che sono stati molto utili negli ultimi tempi, vero Massimo? Certo, assolutamente, nel senso che Cioè io abbiamo questo avuto. appello lo voglio fare, No, lo diciamo continuo che a quello che fare. abbiamo notato è che sicuramente quando non veniamo in studio magari c'è un po' meno interesse, questo magari può essere comprensibile, però non è giustificabile Come secondo noi, no? perché non è che se noi non siamo in studio, sapete, poi un'altra cosa anche a livello logistico, siamo un pochettino lontani, cioè nel senso, e quindi anche a volte, avendo magari una pratica dell'ultimo minuto, perché noi viviamo veramente con i minuti, io vivo con i minuti contati, a volte ci diventa difficile recarci proprio in loco, no? Quindi a volte in questi ultimi Sì. giorni, le settimane, ci stiamo collegando, però ecco, noi non manchiamo l'appuntamento, andiamo sicuramente avanti a farlo. Ci piacerebbe vedere che siete, diciamo così, attivi, no? Che ci ponete domande, che ci fate richieste, per noi è fondamentale, insomma. Appunto, Quindi, visto che io non vedo niente, vedo solo una chat, no, sì. a parte gli scherzi, fai tu Sì, sì, di tu qual è il do numero, di sempre tu il qual è il numero numero. come sempre, 029294 7222 per chiamarci in diretta, poi potete anche seguirci in streaming sui canali di Radio Libertà, poi c'è anche il numero WhatsApp 340 670 9659, ma a volte su WhatsApp
vedo che non è che tanto, magari, anche perché molti magari sono alla guida e quindi meglio non usare il telefonino e chiamarci, che è molto meglio, perché riuscite a chiamare subito noi e parlate con noi. Quindi avete un canale diretto, diciamo così, con noi, che siamo a disposizione vostra, anche, come abbiamo detto, per quesiti che esulano magari del tema che affrontiamo, lo diciamo sempre, anche se affrontiamo un tema legato alla malasanità, non No, potete fare certo. altre domande, cioè, voglio dire, siamo avvocati, io sono anche commercialista, quindi riteniamo che possiamo rispondere anche su altri temi, ecco, cioè, voglio dire, poi, ripeto, le risposte che noi diamo ovviamente non sono dei pareri, sono dei consigli così macro su determinati quesiti, quindi ovviamente, perché noi ci basiamo su quello che ci ha raccontato al telefono, di certo possiamo esprimerci su determinate cose Chiaro. specifiche. Sì, sì, Esatto. assolutamente. Infatti, dai il numero così almeno io L'ho quando già dato il sistemo... numero 0292 94 7222, lo ridò, chiamateci, ci Oh, fa molto piacere. eccovi! Non so Eh, cosa sia successo, ma adesso eh, vi vedo. insomma, qualche, Vabbè. qualche tasto probabilmente è stato schiacciato, insomma. Va bene, No, l'importante mi è che adesso sei dispiace oggi operativo. non essere, lo posso dire tranquillamente, io non ho un cane e purtroppo a volte, anzi così se mi ascolta gli dico alla persona che a volte mi aiuta a portare il cane fuori, eccetera, oggi mi ha proprio bidonata Ah, con una scusa un po' dell'ultima ora e sì. purtroppo Ah, non posso lasciarlo, cioè, ho chi ha il cane mi capisce, chi ha degli animali. Ecco, a proposito, tra l'altro mi piacerebbe fare anche una puntata sui diritti degli animali, Massimo, perché devo io ne dire abbiamo che fatte a latere con quella famosa sentenza che è sì, sì, stata sì, sì. promossa, Quella del, sì, sì, mi ricordo, sì, quella il famosa caso che condanna aveva irrisoria azzannato, sì, sì. per quella morte, insomma, Pazzesco, quindi pazzesco. vabbè, insomma, avere un cane è una responsabilità. Sicuramente quello che Sì, io vedo è che molti non hanno, quando comprano un cane, la consapevolezza dell'impegno che ha. Secondo me vedo spesso che così è un po' una moda, no? Qua siamo in un paese di mode. superficialità, sì. Cioè, è una moda avere il cane, è una moda giocare a paddle, è una moda giocare. Cioè, non è, ragazzi, bisogna, cioè, non è che io faccio molto sport, non è che lo sport deve essere rispettato. Se uno decide di fare uno sport, non lo devi fare con superficialità, perché questa superficialità può essere Certo. molto pericolosa. Come chi compra il cane e si compra una bestia da 1 metro, come la Lano, se non hai mai avuto veramente un cane Un'esperienza prima, con cani, un'esperienza, se non certo. l'hai educato, tutta questa serie di cose. Io noto spesso, non so se è d'accordo, cioè Este, che, Sì, e lo percepisco perché ho animali anch'io, li ho avuti c'è sempre, superficialità, c'è sì, che il superficialità. padrone non è padrone dell'animale. L'animale non può essere Assolutamente. padrone del chi è il padrone. No, è anche peggio di un figlio perché comunque è come fosse un neonato di qualche mese, quindi chiaramente non è autonomo e quindi la persona ha una responsabilità da custodia anche, come Sì, si ma suol dire. oltretutto, Celeste, dato che noi siamo avvocati, è anche più pericoloso, tra virgolette, nel senso Certo. che, poi quello che dicevi tu, nel senso che un bambino è difficile che tiri un morsicone, insomma, a un No, terzo. certo, cioè, Invece il cane, possono essere imprevedibili, sono comunque esseri, insomma, esatto, diversi dagli sì, umani cioè, voglio dire, e oltretutto, non è sì. che uno può prendersi un animale del genere se non ha avuto un Senza un minimo di esperienza. minimo di, sono d'accordo, sì, sì, no, e poi bisogna avere dei riguardi, anche farli crescere in un certo modo, l'educazione, perché io sono convinta che anche farli crescere in cattività, magari sempre chiusi, non sia assolutamente un bene per il cane, che poi magari quando esce è talmente aggressivo che appunto va in giro a mordere, eccetera, eccetera, ad aggredire. E ricordiamoci che c'è questa responsabilità da custodia che appunto prevista anche dal codice civile, che assolutamente è in capo a chi poi detiene il cane, ecco. Ma comunque sì, argomento interessante. No, venendo alla puntata di oggi e ai nostri, diciamo, argomenti su cui ci focalizziamo tutte le settimane, allora, noi anche questa settimana ne abbiamo ben viste, vero Massimo? Assolutamente Allora, sì. nel senso che, come sempre, sono sempre più, come dire, più frequenti gli indebiti, anche su prestazioni assistenziali, non solo su prestazioni, perché come sapete le richieste dell'INPS possono riguardare anche delle
appunto delle prestazioni quali l'invalidità, l'accompagnamento, che non vengono più erogate da un giorno con l'altro, certo. e non solo, e magari vengono chiesti indietro quegli importi che già erano stati erogati. E la domanda ricorrente del cliente, ovviamente, è del pensionato, dell'invalido, è: ma scusi avvocato, io perché fino a ieri l'avevo ricevuta e loro quindi conoscevano la mia situazione sia sanitaria che reddituale, e adesso, come dire, me la tolgono, che è effettivamente è una domanda legittimissima, perché io dico, se l'ente stesso ti eroga la prestazione, perché poi non poteva pensarci prima, Massimo, prima di erogartela? Certo, E certo. poi, a parte il fatto che queste visite che mi dicono, io non ho mai partecipato, ma queste visite che fanno spesso sono visite molto veloci, molto, mi spiace dirlo, ma sono anche un po' fatte in maniera un po' superficiale da queste commissioni, perché innanzitutto ci raccontano che non visitano neanche, e si basano molto anche sui documenti, diciamo, appunto, quindi su quelle che sono le prove documentali. Io penso che una visita, per avere effetto, dovrebbe essere appunto fisica, cioè bisognerebbe visitare il paziente per rendersi anche conto della percentuale di invalidità a cui può Certo, essere certo. sottoposto. Però, con mia dispiacere, vero Massimo, spesso i clienti ci dicono: non sono stato neanche visitato, mi hanno salutato, guardato in faccia e mi hanno mandato via. Sì, c'è Quindi molta anche questa cosa, superficialità. devo dire, eh no, però chiaramente, cioè, stiamo parlando di invalidità, di prestazioni, cioè comunque, che per chi è invalido o inabile costituiscono l'unica fonte di reddito. E Assolutamente quindi, sì. e quindi dico io, cioè, ci sono tante persone che appunto per una malattia, che sia congenita, cioè che dalla nascita, che sia scaturita dopo, non possono più lavorare, e chiaramente vivono di quello, quindi giustamente vogliono, cioè nel senso, una volta che ricevono l'invalidità, non dovrebbero avere più problemi, specialmente se, perché il principio cardine è: il dolo del pensionato non deve esserci, ovvero il pensionato, l'invalido che sia, deve appunto far presente tutti i suoi redditi, il suo stato di salute, che non deve variare nel tempo, perché ogni variazione, cioè, ovviamente deve essere fatta presente all'INPS. Questo è anche un principio giusto. Il problema è che spesso, nonostante non vari nulla, abbiamo già notato, abbiamo avuto svariati casi che, nonostante non vari nulla, cioè, vengono lo stesso mandate queste lettere di revoca. Altro caso che abbiamo analizzato negli ultimi tempi, anzi spesso ci capita, è anche per esempio, quando è palese che la persona, voglio dire, abbia delle patologie, peraltro, che non guariranno mai, perché magari sono patologie che tendono a purtroppo peggiorare, magari malattie che appunto non guariscono, nonostante medicine, eccetera, cure, e in quel caso non danno il 100%. Ma io dico, ma cioè, allora il 100% quando viene dato? Cioè, la domanda è questa. Quindi, insomma, sul tema prestazioni assistenziali, che ripeto, non è solo l'invalidità, ma c'è anche l'accompagnamento, eccetera, non è un tema che dovete, come dire, sottovalutare, perché anche quando fate preparare le domande, appunto, da un'associazione, un patronato che sia, io consiglio sempre un consulente privato. Bisogna prepararle in maniera molto precisa, perché se poi viene a mancare un documento importante, eccetera, non ve la portano più avanti, non rispondono, e quindi dobbiamo poi intervenire noi avvocati, per carità, ben volentieri, ma facendo appunto poi perdere del tempo, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, le prestazioni sono molto importanti, ma devono essere, questo è il mio monito, Max, che dico sempre, devono essere anche quelle esperti, ecco. Io Certo, non mi certo. affiderei come dire, ecco, tanti casi anche Posso dire ultimamente. una cosa, Celeste, scusami, sul Certo, discorso esperti, no? Perché adesso, sai, io sono più coinvolto perché la mia professione spinge più verso la parte societaria e tributaria, no? sì. Quindi mi è capitata adesso un'altra pratica devastante, e di cui ti avevo già accennato, ovvero rientrare in corsa su una pratica
delicata di una gestione da migliaia e migliaia di euro, gestita da un altro consulente che evidentemente poi non ha più nutrito la fiducia della persona che poi assisterò. Ecco, sempre per il punto di prima del consulente, concedetemi, cioè non è che lo devi scegliere così, quello lì l'ho visto una volta, cioè parlateci, seguitelo. No, certo, deve conoscerlo. Noi abbiamo la fortuna, io in particolare, perché Celeste è un pochettino meno, ma io, se voi andate sui social, potrete sbizzarrire su di me, perché io sono uno, non ho filtri, cioè io non ho assolutamente una timore di apparire sui social, faccio video insieme con Celeste, ma rispetto a Celeste magari un pochettino più anche magari legati ad alcuni aspetti politici, insomma, chi mi segue lo sa. Qui a maggior ragione magari le persone sono più avvantaggiate perché magari mi conoscono leggermente di più, no? Quindi capiscono già il modo di... Ma in ogni caso non basta vedere una persona così, bisogna che voi la conoscete classicamente con il primo appuntamento, no? Che può essere in mente. È fondamentale. Il primo appuntamento, che chiaramente è a pagamento, ma qualsiasi, quando andate da un medico, qualsiasi professionista, certo. Non è che dopo il primo appuntamento da un medico scegliete di farvi operare da lui, magari poi andate da lui e cambiate idea. La stessa cosa è con noi. Sì, no, la scelta del professionista è, siccome deve instaurarsi anche un rapporto di fiducia, come dici tu, è giusto che quindi conosciate meglio la persona, e dal vivo sicuramente è un buon modo per, come dice Max, poi per instaurare un rapporto che si chiama intuitu persone, proprio perché deve essere molto stretto, fiduciario, bisogna avere fiducia reciproca, cioè non solo voi nei nostri confronti, ma anche l'avvocato nei confronti del cliente, che appunto ci dobbiamo anche fidare di quello che dite, dovete dire tutto al vostro avvocato. Abbiamo un messaggio radio, scusate, da un radioascoltatore: non siate delusi se non sentite le telefonate, dipende dalle situazioni, ma siete seguiti e grazie dei consigli. Bene. È Maurizio, un messaggio. Maurizio, grazie del messaggio di supporto. Ci vogliono tirare su, sono molto contenta. Tirare su il morale, diciamo che... No, ma però adesso anche tu a volte esasperi un po', perché non è che in tutte le trasmissioni... No, non esasperi adesso, io voglio... No, esasperi magari, no, più che esasperi volevo dire, volevo esprimere meglio dicendo, magari sei un po' delusa eccessivamente, diciamo questa cosa. Secondo me non è il caso, perché comunque ognuno poi la sua... Voglio spronare a chiamarli. Sì, no, ma noi lo facciamo, però dico, il messaggio del telescoltatore è importante perché lui dice giustamente, ci ha fatto fraintendere, ognuno ha la sua personalità, magari c'è quello più timido, quello più... Ma sicuramente ci saranno tanti... Però ci stanno seguendo, poi io i dati dell'audience non ce l'ho, però vi posso assicurare che tantissime persone che abbiamo assistito ci hanno visto. Sì, no, ma certo, adesso sì, avevo un po' magari calcato la mano, ma per spronarvi a chiamare. Comunque io ritengo come sempre che in assoluto la radio sia uno dei mezzi di comunicazione migliori. Abbiamo una chiamata, Massimo, tra l'altro. Vedi, faccio bene a spronarli. Pronto? Buonasera. Vi sto ascoltando dal Portogallo. Che bello. Signora, come si chiama? Da dove chiama? Io sto chiamando da Portogallo, ma abito in Monza Brianza. Perfetto, prego signora, ci io dica. Sto ascoltando la vostra trasmissione parlando della invalidità, anch'io infelizmente sono invalida, e i controlli non sono controlli, loro chiedono le carte, fanno delle domande e decidono. E anche a me volevano togliere l'invalidità. La persona che aveva documenti in mano voleva togliermi l'invalidità. Io l'ho toccato al computer e diceva no, guarda che l'intervento agli occhi li ha fatti prima che abbiamo dato l'invalidità, perché loro volevano togliere. Immagini, non sono, è una cosa finta, è così. Chi capita, decidono così, non c'è senso. Vede, lo so signora, infatti testimonianza molto importante. Grazie per la testimonianza. Grazie della telefonata. Grazie per la testimonianza. Buonasera. Ci chiami, grazie ancora signora. Grazie dell'intervento. Quello che dicevamo prima, io sono un po', come dire, anche un po' perplessa che una commissione come quella, cioè di medici, comunque medici, professionisti dell'INPS, che deve decidere sul futuro di persone appunto già che stanno poco bene, con tale, mi viene da dire superficialità, ma con tale leggerezza, e lo dico perché appunto queste persone ci riportano la loro esperienza, fanno una visita magari anche sulla revisione, quindi per verificare se ci sono magari degli estremi per l'aggravamento, eccetera,
senza neanche guardare, cioè visitare la persona. Cioè per me la visita, la parola stessa è visitare fisicamente un paziente, non è guardarlo in faccia, guardare la carta e mettere un timbro. Questa è la mia modesta opinione. E in effetti vedi che Max, così succede, ecco, secondo me questo... Sì, ma è stata una testimonianza molto importante, perché veramente tu hai chiamato la telefonata, ma qua abbiamo fatto di più. Abbiamo chiamato una telefonata proprio pertinente a quello che stavamo dicendo, quindi Sì, più sì, di così dell'invalidità. non possiamo pretendere. Queste sono le testimonianze che a me piace di più sentire, perché è proprio calzante del problema che stiamo assistendo, ovvero stiamo assistendo a una pubblica amministrazione. Di questo chiaramente me ne assumo le responsabilità, non è che sto dicendo chissà quale cosa, ma è un'affermazione del rispetto sempre delle istituzioni, però è una critica che muovo nei confronti di un ente che è importantissimo, che è l'INPS, che maneggia miliardi di euro, no migliaia, miliardi di euro dei nostri risparmi, delle nostre tasse, che viceversa non assume per certi versi e in certe procedure una trasparenza anche dal punto di vista medico, che dal mio punto di vista sarebbe non solo necessaria ma doverosa. Per forza, cioè, però purtroppo diciamo che quando noi, vabbè, esiste lo strumento del ricorso amministrativo, ne parliamo sempre anche contro questi provvedimenti che improvvisamente abbassano la percentuale di invalidità, c'è l'ATP, c'è l'accertamento tecnico preventivo, c'è il ricorso amministrativo, però capisco che, cioè capisco, come dire, la perplessità delle persone che vengono da noi e dicono: ma avvocato, cosa posso fare? Una persona una volta mi disse: venga lei con me, a parte che noi non possiamo venire in commissione No, non quando ci voi farebbero fate le neanche visite. entrare, cioè, No, voglio dire. però capisco, cioè che, perché giustamente questa persona mi diceva: vorrei farle vedere che le visite non sono quelle di un medico normale che visita. Certo. Loro guardano le carte e in effetti, cioè Massimo, se tu fossi un medico guardi le carte, ma giustamente per capire se una persona ha uno stato, come dire, di aggravamento, può avere uno stato di aggravamento o meno, dovresti visitarla, ecco, o comunque farle anche delle domande. Vabbè, e così non avviene. Purtroppo, avverso a quello che dici tu, diciamo, per tutelarvi da questi comportamenti che poi, chiariamoci, a volte sono anche, cioè, è anche giusto magari, ci sono anche dei provvedimenti legittimi, ovviamente dell'ente previdenziale, però noi chiaramente ci riferiamo a tutti quei casi in cui è abbastanza palese, perlomeno per noi, che il provvedimento sia illegittimo. Oppure, lasciami dire, Massimo, mi viene in mente una signora che, come tu sai, qualche giorno fa siamo riusciti, la signora dopo 10 anni è riuscita, grazie a noi, in neanche un mese, a ottenere la registrazione dei contributi che le mancavano proprio per andare in pensione. Cioè anche lì, per carità, un errore può essere ammesso, ci mancherebbe, io faccio tantissimi errori, l'avvocato Leonardi uguale, eccetera, però, cioè, mi sembra normale che una persona, tu meno, mi sembra normale che una persona, cioè, questa signora aveva tribolato tra patronati, associazioni varie, INPS, varie sedi, addirittura lei è di Milano, ma l'avevano mandata a Verona perché il suo datore di lavoro stava a Verona, cioè quindi, e lei non poteva saperlo. Vabbè, davvero dopo 10 anni questi contributi erano stati versati, ma non registrati nell'estratto contributivo, cioè capite che per lei erano fondamentali, perché erano contributi che avrebbe dovuto appunto avere per ottenere, per andare in pensione, cosa che adesso infatti faremo, una bella domanda di pensione. E lei ha perso anni, diciamo, un calvario per averli. Noi abbiamo scritto, ovviamente utilizzando gli strumenti legali, una PEC, eccetera, una o due PEC, e abbiamo semplicemente dimostrato che erano già stati registrati. Ma vi sembra normale che uno deve tribolare così? Massimo, andiamo in pubblicità, tra Giusto, poco ha ci ragione, risentiamo. scusate, avevo pubblicità. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ain't that
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Oh, eccoci tornati alla nostra trasmissione L'Avvocato Risponde. Allora, bene che abbiamo avuto già una telefonata. Se volete io rinnovo l'invito 0292947222. Stiamo parlando di, diciamo appunto, come tutelarsi, come difendersi dalle eventuali comportamenti non leciti, di inerzia, insomma, che ricevete da parte non solo dell'INPS, perché poi noi ovviamente diciamo sempre INPS, ma in realtà ci sono anche altri enti previdenziali, ci sono le casse private, ci sono le casse forensi, la cassa... Abbiamo seguito anche tanti casi che riguardano appunto casse professionali private. Diciamo che casse geometri, cassa medici, cassa geometri, sì, chi più ne ha più ne metta, ecco. Diciamo che sicuramente con l'INPS ne abbiamo viste delle belle. Per esempio Massimo, tu che sei invece più, come dire, anche lavori anche molto con l'Agenzia delle Entrate, tu mi colpisce questa cosa perché tu dici sempre l'Agenzia delle Entrate, se arriva un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate... anche se adesso vi dico una cosa clamorosa di oggi, proprio di ieri, che ieri mi è arrivato un atto di appello su una sentenza che pensavo fosse passata in giudicato e avevo già detto al cliente che quasi un pochettino... in modo non prudente, ma io sono fatto così, ho detto quasi il 90% non l'appellano. E mi riferisco, qualcuno di voi potrà essere in linea, alla questione famosa, abbiamo parlato della cedolare secca sulle abitazioni. Sì, certo. La sentenza di primo grado, che ci aveva visto vittoriosi, stiamo parlando di una, sto difendendo questo cliente che ha un appartamento, un attico a Milano del valore di circa 30-40 milioni di euro. È in corso Europa, 300 metri quadri, quindi il valore è devastante. Quindi giustamente per lui non aver applicata la cedolare secca ha un impatto rilevante. Quindi ha deciso di proseguire. Abbiamo vinto in primo grado perché lui aveva concesso in affitto a uno studio professionale questo appartamento al partner, un avvocato tra l'altro, e lui lo aveva adibito a studio professionale. Quindi, secondo la nostra tesi, avrebbe dovuto essere applicata la cedolare secca a fronte di una sentenza di plurimi interventi che ci sono stati. Abbiamo vinto in primo grado e proprio ieri, io a volte ho la strategia di non notificare subito la sentenza, perché è una mia strategia a volte di non notificarla, quindi decorre il termine di 6 mesi, no, per l'atto d'appello, e invece l'hanno impugnata, ma non solo a me, ho saputo che hanno fatto un appello massivo di tutte le sentenze contrarie che hanno avuto, perché non vogliono che passi in giudicato una sentenza. Ecco, però in questo caso, no, voglio dire, ci sono più di sentenze che ci davano ragione. La pubblica amministrazione ha insistito, ma perché? Io dico, voglio dire, ma la pubblica amministrazione non è un avvocato di parte, cioè io voglio dire, ma questa è una cosa che io non riesco a capire, cioè adesso mi ha chiamato il cliente Massimo, sono altri costi. Pensate che in primo grado, quindi adesso a questo punto, diciamo così, va in controtendenza a quanto avevo detto dell'Agenzia delle Entrate, avevo parlato bene, qua parlo un pochettino meno, parlo anche meno dei giudici tributari, perché in primo grado abbiamo vinto e ha compensato le spese, e non è giusto, perché il cittadino si è trovato a spendere soldi
vincendo e c'è questo malcostume che quando vinciamo Bravo. noi ci compensano le spese, quando invece perdiamo noi le spese sono per la Sì, pubblica bravo, amministrazione. diciamolo, perché molti Diciamo, è non... inaccettabile questa cosa qui. Allora io dico, una riforma della giustizia, torniamo ancora alla riforma della giustizia, per questo che dico il grande Nordio non deve mollare, introduca degli obblighi categorici sulla soccombenza. Sì, Chi sono perde d'accordo, quello è paga un le tema. spese, chi perde paga le spese, Celeste, è ora di dirlo. Ne parlavamo l'altro giorno, questo è un tema, cioè noi purtroppo sì, hai fatto bene a dirlo così lo sanno i nostri ascoltatori, è raro che nella previdenza, nel lavoro è già diverso, nel diritto del lavoro, nella previdenza è raro, ve lo dico, perché così se, voglio dire, avete nell'ottica di affrontare una causa di previdenza, è raro che le spese poi vengano, appunto, molto spesso vengono compensate, quindi ognuno si paga i suoi avvocati, l'INPS il suo e voi, noi il nostro, diciamo, il vostro. La trovo un'ingiustizia perché effettivamente a volte le cause sono veramente, cioè appunto, a noi, a me, a Massimo in particolare, ovvio che parlo della nostra esperienza, ci è capitato di dover andare in causa, per esempio, per un caso, secondo me assurdo, cioè per dover farci riconoscere dei contributi già registrati. Cioè, che la signora, in quel caso, siamo dovuti andare fino in primo grado in causa, fino in prima udienza, Per farsi eccetera. dare il TFR di un pubblico indipendente O pubblico anche farci dare il TFR, cioè mi dimentichi vengono in mente quello, questi scusa. due, esatto, no, ma per dire, cioè alcune cause sono anche, come dire, forse ci possono anche essere più le fondamenta, ci sono sempre le fondamenta se facciamo le cause, ma in particolare per una questione che secondo me veramente era risolvibile in via stragiudiziale, cioè abbiamo mandato tante lettere prima di arrivare in causa, eccetera, per questa persona di cui vi avevamo già accennato, del TFS. Ecco, in quel caso, secondo me, il fatto che così compensino le spese è follia, mi viene da dire. No, ma poi, cioè, ragazzi, Cioè, ma qui dobbiamo dirlo. la persona costretta ad andare dall'avvocato per le sue Scusa, lasciami ragioni. un attimo dire. Qui mi sono stancato, cioè, qui è lesa la par condicio, cioè, non è lesa la par condicio, perché se io vinco ho diritto di avere le spese, cioè non può essere una facoltà del giudice in certi aspetti, non sempre, perché poi su certi... Ma se io vinco in modo nel merito, quindi non c'è Eclatante. un'eccezione, esatto, è come una sorta di proscioglimento, la differenza tra proscioglimento e assoluzione. Se c'è una soluzione con formula piena, in questo caso se la vittoria è netta, le spese devono seguire la soccombenza. Questo è, ok? Invece, quando c'è la pubblica amministrazione, guarda caso, questa regola viene infranta, che poi non è una regola scritta, ma io credo che sia una tendenza. opportuno prevederla, Celeste, opportuno prevederla a livello normativo. Ma io sono più che convinta, questa sarebbe una degli aspetti della riforma, come dici tu, che dovrebbe far parte della riforma, perché veramente, cioè, ma anche perché le persone, io lo capisco che poi fanno fatica anche a dire vado dall'avvocato, cioè magari hanno totale pieno diritto, hanno assolutamente ragione e appunto è stato leso un loro diritto, come dici tu, leso, cioè proprio danneggiato, e si parla di cose anche importanti perché di pensioni, cioè la gente vive di quello, viviamo di quello. Cioè, hai capito? E giustamente spendono dei soldi perché, signori, comunque le cause ovviamente costano, hanno poi magari delle tariffe più o meno calmierate, le tariffe del DM non sono altissime, eccetera, però comunque costano le cause. È giusto, cioè non a caso si dice con vittoria di spese, cioè se uno vince dovrebbe essere appunto ragazzi, io non so, adesso rifuso questa delle persona, spese. adesso dobbiamo appellare, sapete che sono 10.000 euro, perché potete, cioè, L'appello comunque è un procedimento l'appello molto costa di più, complesso. pare normale, 10.000 euro un cittadino che, cioè dai, non è possibile, ma poi soprattutto se avesse vinto in primo grado quelle spese uno è anche più motivato, no? Ma adesso l'avvocato gli dice, mi hanno compensato le spese, ho ragione, mi tocca pure pagare l'appello. Io gli ho detto, caro mio, adesso non posso dire ovviamente il nome, mi dispiace tantissimo, però io purtroppo, se vuoi la difesa Veramente mia... noi non possiamo farci nulla, possiamo Cosa solo devo fare, causa, Celeste? certo. No, ma infatti, no, ma perché quello che poi mi dà fastidio, Massimo, è che effettivamente poi sembriamo noi, cioè a volte è difficile, bisogna veramente partecipare ai processi, alle cause per rendersi conto effettivamente che quello che stiamo dicendo è vero. Cioè io non voglio dare contro, non voglio insinuare nulla, però effettivamente
fatemi dire, certe due pesi e due misure, cioè certe ingiustizie a volte cioè, sono lì da vedere, ecco, comunque, specialmente appunto questa storia delle spese, a mio avviso sarebbe equo fare così. Detto ciò, sono veramente tante le situazioni in cui noi ci siamo guardati in faccia, e ve lo dico anche contro i nostri interessi, perché è ovvio che è nostro interesse fare causa, ma devono avere anche le giuste motivazioni, e poi soprattutto ci sono argomenti che secondo me, e ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, potrebbero essere veramente come dire, oggetto di conciliazione stragiudiziale, potrebbero essere appunto affrontati prima di arrivare davanti a un giudizio, a un tribunale. Infatti esistono i ricorsi amministrativi, anche lì Massimo, ricorsi amministrativi che tra l'altro aggiungo sono assolutamente obbligatori, propedeutici. Ne stiamo facendo adesso un ne stiamo paio, facendo giusto? parecchi, sì, e non potete scampare dal ricorso amministrativo, e non è una perdita di tempo, perché noi cerchiamo sempre di farci dare anche la risposta più possibile chiara dall'INPS, ma al di là di quello, cioè, io sono sempre una promotrice come dire, delle conciliazioni e delle risoluzioni in via stragiudiziale. Non è sempre possibile, ci sono capitati alcuni casi, ripeto, eclatanti, dove siamo stati costretti a dire al cliente, e tu anche lo sai, dobbiamo fare la causa, poi nessuno è obbligato ovviamente, però ci ha dato ragione il fatto di fare la causa, perché poi lì abbiamo ottenuto quello che serviva, quello che volevamo. Però come dire, se si utilizzasse meglio, e cosa che per esempio in alcune materie è molto utilizzata, nei condomini, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, nelle pratiche appunto condominiali, di richieste di risarcimento danni, di somme di denaro, eccetera. Se si usasse un po' di più la mediazione, la negoziazione, per me, bravo, esatto, c'è anche lo strumento della negoziazione, per me sarebbe, cioè, come dire, si accorcerebbero anche i tempi, sarebbe un grande strumento, ecco, che sì, viene utilizzato, ma potrebbero per esempio utilizzarlo anche nella previdenza, perché no? C'è questa cosa del ricorso amministrativo, però potrebbe essere anche un qualcosa tra gli avvocati, come dire, dell'INPS, no? Una negoziazione nei Sì, noi. però anche qua, Celeste, cioè, dobbiamo anche dirlo, cioè, per il discorso di prima, cioè, se tu hai, qua punzecchi un po' anche i colleghi, perché anche lì mi sono un pochettino stancato, no? Cioè, sebbene un avvocato fa sempre la sua parte, che deve difendere il suo assistito, ma se sei un avvocato dello Stato, se sei un avvocato di un ente pubblico, di una pubblica amministrazione, non puoi, dal mio punto di vista, è una mia opinione, assumere sempre le difese in qualsiasi circostanza, in qualsiasi episodio, anche contro l'evidenza. Questo non può bene, perché noi abbiamo dei casi di evidenza conclamata, di inadempienza della pubblica amministrazione, conclamata, e vediamo dall'altra parte eccepire e contestare tutto, eccepire la mancata competenza. La mancata competenza, come io vado al Tribunale del Lavoro e mi sento eccepire come primo motivo, che è proprio il luogo, da parte dell'avvocato di controparte, un difetto di competenza. Questo per me è inaccettabile, perché, ripeto, qua non stiamo di fronte a due privati, qua tu hai il dovere di rappresentare con trasparenza, anche difensiva, secondo me, dal mio punto di vista, le questioni amministrative. Quindi, ribadisco, gradirei, e sarebbe opportuno secondo me, che non ci fosse una difesa a spada tratta, perché certe circostanze sono indifendibili, purtroppo. Celeste, abbiamo visto che noi delle volte era evidente che l'inadempienza c'era stata nella pubblica amministrazione. Ci siamo visti contestare tutto e di più in innumerevoli casi. Poi su altre questioni più complicate ci mancherebbe altro, è giusto che ci sia, però su altri fatti in cui, facendo l'esempio di prima, in cui noi proviamo che non è stata consegnata la documentazione, ma perché insistere su quello? Cioè, nel senso, ma scusami, se io ti provo l'evidenza che abbiamo scritto, riscritto, come nel famoso TFR, e ci sentiamo dire davanti al giudice che l'INPS ha agito perfettamente, che tutto è perfetto, ma secondo me anche se ci fosse la mediazione non si risolverebbe niente. No, è vero. Sì, no, era per dire non si arriva cioè, perché poi ovviamente davanti al giudice
se si perdono altri, cioè si perdono, possono essere anche, voglio dire, usati bene, però altri tempi, altri costi, e però d'altronde Però, sai, d'altronde è come così. diciamo A volte è sempre noi, necessario, a volte è necessario. delle trattative bisogna essere in due. Se io molto umilmente contesto che i documenti non sono stati consegnati, che un No, onere sì, non è vabbè, stato... era necessario. cioè, voglio dire, no, ma dico, anche introducendo la negoziazione assistita, quello così, cioè, non lo so fin quando potrebbe essere utile, perché se dall'altra parte hai qualcuno che difende Che è l'indifendibile, un muro, no, sì, ma sì, allora, sì, cioè, no, è vero. scusami, ma questo che dico, Bisogna poi essere ribadisco, oggettivi per poter fare le ecco, trattative, quello che cercare di dico, io essere non il mi più sto oggettivi dicendo possibile. su questioni tecniche, è chiaro che c'è un contenzioso, ma su questioni, come ti ho detto, fattuali, dove io porto una No, prova, la bravo, prova assolutamente, è, assolutamente. Tra l'altro è l'effetto. ricordiamolo, un buon avvocato, e io e l'avvocato Leonardi lo facciamo, poi non so se siamo buoni o meno, ma comunque è anche colui che non per forza, cioè ti dice la verità in faccia e se per caso, per dire, ci sono poche, se non nulle speranze, te lo dice, perché attenzione, non è che si deve fare causa o, come dire, o vertenze a spada tratta. È chiaro che ci sono capitati anche casi dove effettivamente era molto rischioso perché la posizione del cliente era debole, perché mancavano effettivamente, c'erano state anche delle inadempienze del cliente, quindi un buon avvocato ti dice anche effettivamente se vale la pena o meno, e questo è quello che facciamo io e Leonardi, anche perché io dico sempre, personalmente preferisco dormire sonni tranquilli che non avere ovviamente una, come dire, una causa che pende e che non sai, poi non hai certezze. Le certezze assolute non ce l'hai mai, chiaro, però diciamo che noi attraverso il primo appuntamento, attraverso la valutazione iniziale, riusciamo sempre a capire chiaramente il nostro lavoro se è il caso o meno di fare causa. Poi è chiaro che c'è sempre l'alea del giudizio, cioè questo dovete mettervelo in testa, non possiamo dare, come quando arrivano e dicono no, avvocato, ma secondo lei la vinciamo. Io non mi sento mai di essere, cioè non voglio essere negativa, ma neanche così positiva. Posso dire che esistono i presupposti, perché altrimenti, ripeto, non mi metterei neanche, non mi imbarcherei neanche in una situazione del genere. Poi è chiaro che, come dici tu, in una causa tutto può accadere, cioè ci sono anche magari a volte può finire in prima udienza, perché magari è il giudice stesso che chiede una conciliazione. Ah, signori, conciliate, ci è capitato appunto in tante occasioni e ben venga. Spero che l'atteggiamento dei giudici sia sempre un po' quello di cercare di conciliare, ecco, e non arrivare fino alle sentenze, però a volte può essere appunto necessario. Quindi io penso che l'atteggiamento che ognuno di voi deve avere di fronte ai problemi, come ci siamo detti anche la volta scorsa, deve essere calma e gesso, sangue freddo, mi rivolgo a un professionista possibilmente. Ecco, noi per esempio crediamo molto nel team e abbiamo un parterre di persone che al di là dell'avvocato possono appunto fare al vostro caso, c'è il medico legale, lo diciamo sempre, c'è il consulente del lavoro, che sicuramente sono figure autonome che ci danno però una mano nelle pratiche, perché per esempio mi viene in mente anche ci occupiamo anche di richieste di risarcimento danni a seguito di magari sinistri, eccetera. Anche in quel caso la figura del medico legale è veramente fondamentale. Cioè noi non essendo medici non possiamo chiaramente quantificare né fare una perizia noi, ecco. Lì ma anche nei casi di infortuni, quindi cause contro INAIL, in quel caso, cioè, al di là poi dei certificati medici che vi fate fare in ospedale dai vostri medici, è fondamentale il medico legale, perché appunto la Ma il medico perizia legale che deve essere, non basta poi avere, perché io per esempio, anche deve se essere anche specializzato. Sì, no, sì, ma non sì. soltanto questo, cioè una cosa che noi vogliamo è che i consulenti ce li scegliamo noi, cioè non è Certo. che il consulente, per esempio quando si fanno anche gli atti notarili, cioè io adesso sempre con il discorso delle pratiche in generale, cioè a me non piace che il notaio venga scelto non da me, se io guido la parte legale, cioè Se il notario posso. lo scelgo io, ok? E se il cliente non gli va bene, vada da un altro avvocato, va bene o no? Perché è fondamentale lavorare con un team allineato. Assolutamente, Capite? assolutamente. Questo noi lo Quindi, diciamo sempre. quindi non è che io accetto lo faccio, ma
difficoltà perché non sono allineato. I professionisti vanno scelti di comune accordo, ma sotto la guida del difensore. Voi il mandato lo date al difensore, vi fidate di lui. Se non vi fidate, evitate di dare il mandato, no? Giusto? Ecco, quindi Sì, sì, anche perché noi appunto abbiamo questo team di cui ovviamente ci fidiamo, quindi è ovvio che se vi affidate a noi lavoriamo ormai da anni, ci troviamo bene con il nostro notaio, con il nostro medico legale, quindi è ovvio che a parte il fatto che riusciamo magari anche a far vivere prezzi comunque convenzionati, agevolati, ma in più è chiaro che lavorando con lui, cioè riesco ormai da anni a rapportarmi anche meglio a lui, eccetera, eccetera. Perché appunto ho già una certa confidenza, eccetera. Quindi, e crediamo molto nel team, cioè questo noi lo diciamo sempre, ma come pure se per caso abbiate bisogno di altre, anche di affrontare altre questioni, altre materie, per esempio anche il tema immigrazione di cui parleremo magari Massimo anche nelle prossime puntate, abbiamo un filone di appunto per chi deve ricevere la cittadinanza, eccetera, abbiamo un cliente, sì, scusate, un collega, perché io e Massimo non è la nostra materia, ma un collega molto bravo, ecco, su questo tema, che è anche un altro tema che non tutti conoscono e non tutti i nostri colleghi, come dire, sanno fare. Esatto, quindi questo assolutamente vale in generale, cioè il team è fondamentale. Abbiamo forse un'ultima chiamata che dobbiamo prendere al volo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ci dica. Buonasera innanzitutto. Io seguo sempre. Nella mia macchina c'è solo Radio Libertà. Tra l'altro io sono di destra, con chi abbiamo il diciamo, piacere di con parlare, Salvini dica dove, chi da è e tanti dove anni. Una cortesia, se è possibile. Ho fatto il militare io nel 66. Quando sono andato poi in pensione, non mi è stato messo come contribuzione questo anno di militare, perché mi hanno detto che è solo figurativo. Ma io l'ho fatto il militare, un anno, sono stato chiamato alle armi. Cosa devo fare? All'epoca era obbligatorio. Telefono Sì, telefono da Catania innanzitutto. Ah, che bello, ci saluti la Sicilia, mi piace Sì, molto. però io la posso Grazie. ospitare se vuole. Guardi, c'è il numero di telefono. Qua c'è il cibo che è la fine del mondo, veramente glielo dico. Il mangiare è molto vario e ottimo, specialmente dove si sa che si deve andare, in alcuni posti in particolare. E a parte il Grazie, clima. gentilissimo. Grazie, gentilissimo, è stato un piacere, ci richiami ancora. Vai Celeste, rispondi al volo. Sì, allora no, cioè purtroppo ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno con un cliente che voleva riscattare sia il militare che la laurea. Purtroppo allora intanto sono su richiesta di parte, cioè non è che quando uno chiede la pensione deve prima verificare chiaramente se ne valga la pena. E lo stiamo facendo anche per esempio con un paio di clienti che anche loro hanno fatto il militare perché ricordiamolo una volta era obbligatorio. Come il discorso della laurea che poi costa tantissimo, ma anche il militare, cioè dovete essere voi a richiederlo, se presentate domanda di pensione e non lo richiedete, purtroppo non ve lo fanno automaticamente. Assolutamente può valere come anno, però ripeto, deve essere su domanda di parte, quindi se il signore all'epoca non è stato consigliato bene, magari chi l'ha seguito non gli ha, insomma, non gli ha fatto presente che poteva anche riscattare questo anno. Però vabbè, è solo un anno, insomma, ormai è andata così. Però ecco, mi collego, e poi credo che stiamo per chiudere, ad una cosa che dico sempre, anche quando state per andare in pensione, Massimo lo sa, e avete, sia che abbiate una situazione più facile, magari avete fatto sempre solo un unico lavoro, sia che abbiate una situazione più complessa, magari vi manca un anno, ecco, su per giù per la pensione, quella di anzianità, quella classica, diciamo, dell'età, ma anche abbiamo visto che ultimamente anche tanti più giovani vengono da noi perché giustamente vogliono farsi una pianificazione previdenziale. Io credo che sia fondamentale, credo che sia una cosa nulla di più
appunto furbo venire da un professionista, farsi fare un report, cioè quindi una pianificazione dove gli diciamo, chiaramente grazie al nostro consulente, quando può andare in pensione, se ci sono anche altre misure più convenienti, magari c'è l'anticipata, magari c'è i precoci, magari c'è a seconda insomma della sua situazione contributiva. Quindi ne approfitto per dire, prima di andare in pensione fatelo, anche qualche anno prima. Abbiamo visto che sono arrivati tanti sulla cinquantina da noi anche a chiedere. Quindi secondo me è molto furbo, è un po' come tu dici sempre la pianificazione aziendale, io dico la pianificazione previdenziale contributiva, perché ti permette poi di fare scelte a cuor leggero. Chiaro che nel momento in cui la fai vale la legge del momento, per carità, però già ti fai un'idea, no? Comunque di quello che finora hai messo, cioè hai messo da parte. Magari apri un fondo complementare, insomma a seconda poi di quello che fai e che ti viene utile. Specialmente lo consiglio a chi ha più contribuzioni separate, diverse, perché poi lì bisogna valutare se ricongiungerle o se fare un cumulo, cioè non è scontato, non date per scontato questo tipo di attività e fatelo anche prima, perché magari scoprire prima se manca qualche contributo o non è stato registrato, meglio che scoprirlo dopo. Ecco, quindi questo è come sempre il mio consiglio. Noi abbiamo il consulente previdenziale che è una figura autonoma, una dottoressa molto brava, non fa parte di patronati, eccetera, quindi è comunque una persona che ha fatto un esame, ha studiato proprio su questi temi, sia del lavoro che della previdenza, quindi io la consiglio, vi fornisce un report scritto con proprio la sua firma e quindi potete perlomeno stare tranquilli che quello che vi dice è quello e pianificare di conseguenza, ecco. E anche in questo caso, Celeste, avete sempre un'interlocuzione diretta con i legali, importante. Assolutamente, ci siamo noi. Vediamo che a volte alcuni lasciano un po', non dico allo sbando, però insomma, ma non lasciano neanche le ricevute, noi almeno diamo tutto, consegniamo copie di tutto quello che è, eventuali domande fatte a vostro favore, cioè quindi è giusto anche che vi fate la vostra cartellina, cioè insomma le basi, ecco. Comunque io credo che tra poco mi sa che dobbiamo chiudere e io come sempre ringrazio ricordiamo tutti. L'appuntamento per giovedì prossimo, Celeste. L'appuntamento per prima di Pasqua, sì, ci sarà sicuramente e mi raccomando, oggi mi siete piaciuti, grazie per i vostri interventi, sono contenta, continuate così. E io saluto tutti, ringrazio come sempre Radio Libertà. Massimo. Grazie Celeste a te. Grazie a te, ci riuniremo, dai, settimana prossima. Ci riuniremo, a parte che noi ci vediamo, sembra che io la cosa con lei non ci vediamo, ma abbiamo un sacco di lavori insieme, quindi riusciamo a... sì, certo, a vederci quasi sempre. Va bene, buon weekend e grazie a tutti, arrivederci, grazie, ciao. Grazie. Avete ascoltato